Sicuramente una riconferma che mi rende orgoglioso. Aver lavorato 2 anni e mezzo, direi piuttosto bene, anche con performance del Consiglio dovute a numero di sedute, a qualità legislativa fatta, a iniziative messe in moto anche in maniera straordinaria che hanno reso il Consiglio regionale del Veneto uno, se non il migliore consiglio a livello italiano, appunto, serve assolutamente per guardare avanti ai prossimi 2 anni e mezzo con lo stesso spirito che abbiamo fatto appunto nella prima metà legislatura. Un ringraziamento particolare a tutti i colleghi consiglieri, ai presidenti di commissione, allo staff tecnico del Consiglio regionale, dal segretario a tutti i dirigenti e i funzionari che ci aiutano nel nostro lavoro. Quindi sicuramente grande soddisfazione da parte mia, anche un impegno morale e etico nel continuare un lavoro a favore dei veneti che sia assolutamente incisivo, che sia assolutamente adeguato a quello che i veneti si aspettano. Un minimo di soddisfazione per la riconferma. Ringrazio naturalmente il Consiglio che ha saputo, credo, apprezzare quello che è il mio ruolo anche istituzionale svolto in questi 2 anni e mezzo. Ovviamente l'impegno è di far sempre meglio. Desidero ringraziare i colleghi per questa riconferma, per un lavoro che è a servizio delle prerogative di ciascun consigliere. Intendo continuare in questa linea, come ho fatto finora, ritenendo che il percorso da qui alla fine legislatura è ancora denso di tanti impegni e di tante scadenze, per cui credo che il lavoro dell'Ufficio di Presidenza ha bisogno di una coesione e di una continua informazione di tutte le prerogative dei consiglieri in modo tale che vengano rispettate fino in fondo. Credo che il lavoro degli anni scorsi ci ha insegnato come sia necessaria massima chiarezza e con questa linea credo che possiamo arrivare al termine del mandato con una buona attività dell'Ufficio di Presidenza. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno votato, anche quelli che non mi hanno votato. È una riconferma, dopo 2 anni e mezzo di lavoro vuol dire che proprio male non ho fatto e spero di essere all'altezza del compito anche per i prossimi 2 anni e mezzo. Ringrazio innanzitutto il mio gruppo per la proposta, tutto il Consiglio regionale che ha partecipato alla votazione. È una grande responsabilità e vedo che dopo l'elezione del vicepresidente in Parlamento europeo le forze politiche, anche in questo caso in Consiglio regionale, ci danno atto dell'impegno che ci stiamo mettendo, della reale nostra forza anche politica, e quindi era doveroso che un componente del Movimento 5 Stelle fosse in ufficio di presidenza. Sarà una figura di garanzia per il Consiglio e per tutti i cittadini e ringrazio ancora.